Terremoto negli appalti pubblici, indagine delle fiamme gialle isontine nel settore costruzioni del nord-est. C'è anche la terza corsia. Un fulmine a ciel sereno, questi commenti dal mondo delle costruzioni. Le indagini continuano, per ora nessun politico è indagato. È stato sospeso dall'attività il medico monfalconese indagato per alcune morti sospette avvenute quando operava nel 118 a Trieste. Dopo i gravi danni del maltempo, la nostra montagna si è rialzata a tempo di record ed è già pronta per la stagione dello sci. Torna a Udine con numeri da record la staffetta Teleton 24 per un'ora in collaborazione con la RAI. Già superato il tetto delle 550 squadre iscritte, si parte alle 15 di sabato 1 dicembre. Le Venete hanno fornito tutta la documentazione richiesta dagli inquirenti. Disponibilità a collaborare anche da Aeroporto FVG SPA, che dichiara di essere parte lesa nella vicenda. Nel mondo politico, che al momento non vede persone coinvolte, la notizia dell'inchiesta ha avuto risalto. Se accertato l'inizio delle indagini dai lavori su Corso Italia, il Consiglio Comunale di Gorizia potrebbe essere chiamato a una commissione d'inchiesta, commenta Marco Rossi, capogruppo del PD. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Ilaria Dalzovo e Cristian Sergo, chiedono che il presidente Fedriga riferisca della vicenda in Consiglio. Il governatore però non intende replicare. Il potere esecutivo e legislativo, fa sapere, non hanno nulla a che fare su quello giudiziario. In un'inchiesta dove gran parte è ancora segretato, il presidente della regione ha ben poco da dire, commenta lo stesso Fedriga, sottolineando che le indagini riguardano fatti antecedenti alla sua elezione a governatore e di conseguenza alla nomina di commissario per la terza corsia.